Al Sorbello Stadium l'Atletico Messina ritrova sorriso, gioco e punti pesanti nel match salvezza contro il Santa Domenica Vittoria. I biancoazzurri del presidente Farina calano un perentorio 4-0 interrompendo la striscia di 3 sconfitte consecutive e si rimettono pienamente in corsa nella lotta per la permanenza. La squadra allenata da Giuseppe Midiri parte con il piede giusto e dopo 2 occasioni mancate con Di Natale prima e Guglielmo subito dopo e Cucea a sbloccare il match al terzo tentativo con un destro preciso all'angolino che batte Perez e spiana la strada ai suoi. Per il classe 2007 si tratta della seconda rete in campionato. L'Atletico vola sulle ali dell'entusiasmo e dopo la conclusione di Guglielmo bloccata in tuffo dal portiere, i locali trovano subito dopo il raddoppio proprio con il classe 2004 che incanta con una splendida conclusione a giro dal limite che non lascia scampo a Perez. Primo centro in campionato per Guglielmo e 2-0 pesante per gli ospiti. È l'inizio del calvario. Sulla punizione successiva proprio di Guglielmo, Panuccio esce dalla barriera in anticipo, rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in 10. La traversa nega la doppietta al giovane biancoazzurro, ma l'Atletico sfrutta subito la superiorità numerica. Guglielmo illumina per Di Natale che da pochi passi firma il 3-0 e il suo primo gol stagionale. La ripresa non cambia copione, i padroni di casa controllano e affondano. Garufi chiude il poker trasformando al meglio il lavoro di Farina e mette a segno il suo secondo centro in campionato. Guglielmo subito dopo è scatenato, semina il panico tra i difensori e in diagonale costringe Perez agli straordinari. Il Santa Domenica Vittoria perde lucidità e uomini, prima Gallian espulso per proteste, poi Langone per un intervento duro su Parisi. Nel finale, complice anche un infortunio, gli ospiti terminano addirittura in 7 uomini. Triplice fischio e festa Atletico, i messinesi salgono a quota 10 punti, conquistano la terza vittoria in campionato, la seconda tra le mura amiche, continuano la scalata verso la salvezza. Situazione opposta per il Santa Domenica Vittoria, ancora ultimo a 0 punti alla 10ª sconfitta di fila, chiamato a una scossa immediata per rientrare in corsa.